Mamma mia, che sta. Buongiorno, oggi facciamo candele ricate con pomodorini, lumazzi di mia sorella, sale, olio, petrusina, aglio e cucciatino locale. Ora lo sfilettiamo, andiamo. Voglio come primo passaggio abbiamo sfilettato coccio, guardate qua che bellezza. Fagli vedere la carne del coccio com'è bella. E abbiamo tagliato i pomodorini che lo pienano. Guardate come lo pienano, come sono bello, guardate qua. E di meno crema all'interno. Dopo mettiamo il coccio a fare il brodetto, anzi il coccio, la carcassa del coccio, guardate qua. Pomodorini, sale e olio. Sapete perché un brodetto si fa? Ma non perché ha da fare tortellina, per dare sapore alla pasta di coccio. E aglio, mettiamo i pomodorini, non mettiamo il coccio prima, perché voglio mettere la coppa intera, ora ve lo faccio vedere. Vedete a che serve il brodetto? Lo mettiamo dentro e allunghiamo. Mettiamo un pizzico di sale, poco perché l'abbiamo messo già nel brodetto il sale. Super importante, mettere il coccio delicatamente dentro così. Guardate che io la pelle non l'ho tolta, in modo che mantiene combatto. Dopo 7 minuti alziamo il coccetto, guardate quanto è bella. Intero. La pasta la caliamo piano piano. Dopo 3 minuti la pasta la alzo e la faccio finire di cuocere altri 7-8 minuti dentro al succhetto del coccio. E a che serve il brodetto? Man mano lo aggiungiamo e tutto il sapore del coccio va nella pasta. Ragazzi, è quasi pronto. Mamma mia che spettacolo. Mamma mia. Guardate sto coccio, fagli vedere il coccio. Mamma mia che spettacolo. Mo arriva un momento più bello. Pronti? Via! Mamma mia che sta pasta. Già sta già concetta, già sta già concetto. Mamma mia che sapore mettere sto coccio. Vai giù, è uno spettacolo. È un babà. Vai nata, me la mangi, non sapore. Mamma mia, finirò una. Vi do un bacio e ci vediamo alla prossima puntata. Io e il coccio, un bacio.